Verde, laguna e arancione, questi i colori scelti per il simbolo del Veneto che vogliamo, la lista del candidato presidente Arturo Lorenzoni in corsa per le regionali 2020, nome sul quale è confluita buona parte del centrosinistra. Una scelta che non è soltanto cromatica, arrivata dopo una consultazione online. Il logo ha due colori, il verde laguna che rappresenta l'ambiente e il territorio veneto che noi vogliamo tutelare e l'arancione che rappresenta invece i movimenti civici che si sono messi insieme durante l'ultimo anno e il percorso di ascolto che abbiamo fatto con tutti i cittadini veneti nelle 7 province. E sulla natura civica del movimento si concentra lo stesso attuale vice sindaco di Padova: ambiente, sostenibilità, innovazione solidale, le parole d'ordine di questo inizio di campagna elettorale. Un simbolo che vuole essere la sintesi di un percorso, che vuole raccontare questi mondi che si sono messi insieme per fare una proposta al Veneto, una proposta di innovazione, una proposta di una gestione della regione che sia più aperta verso il futuro, più aperta verso l'ambiente, più consapevole della forza di questa regione. Insomma, i toni al momento sono pacati. Del resto, l'altro concetto è quello dell'inclusività. Anche qui è il simbolo a marcarne il significato. È un simbolo appunto che vuole racchiudere questa esperienza, farne sintesi e lanciare la campagna elettorale verso le elezioni regionali.